Ci sono state più di 4.000 persone in questo corteo che hanno manifestato, moltissime fabbriche e luoghi di lavoro sono chiusi, il trasporto pubblico si è fermato, abbiamo adesioni altissime che dimostrano cosa? Che servono scelte diverse. Migliaia di lavoratrici, lavoratori e studenti dell'UDU hanno riempito le strade di Marghera per lo sciopero nazionale con la mobilitazione provinciale indetta dalla CGIL. Si sciopera contro la manovra di governo, cui viene chiesto soprattutto, ma non soltanto, di investire nella pace e non in armamenti. È sbagliato scegliere di investire tutte le risorse pubbliche in armi, togliendole a quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini. La richiesta è di urgenza di investimenti seri anche nelle università. A Venezia oltre 900 universitari in attesa della borsa di studio da ben 2 anni. Questo perché la Regione Veneto e il Ministero non hanno stanziato abbastanza fondi per coprire le borse di studio dell'anno accademico addirittura 2023-2024. Questo vuol dire che uno studente che adesso è al terzo anno deve ancora ricevere la borsa di studio del primo anno di università. Stiamo parlando di più di 7.000 euro a persona per quanto riguarda gli studenti fuori sede, e sono soldi che oggettivamente servono perché la crisi abitativa è in continuo aumento, gli affitti a Venezia arrivano fino a 600 euro al mese. Sul palco di Piazza Mercato delegati dei vari settori, dal pubblico impiego. Si sciopera anche nella scuola pubblica perché è importante che tutti sappiano che la scuola pubblica ha bisogno di investimenti, perché abbiamo stipendi bassissimi, da tanti anni non vogliono fare dei rinnovi stipendiali. Fino ai lavoratori in appalto, come ad esempio l'ampia comunità presente negli ospedali. Negli ospedali troviamo i lavoratori del CUP, Centro Prenotazione Dati, i lavoratori delle pulizie, i lavoratori della ristorazione, dei bar, anche dei eventuali negozi che ci sono all'interno. Sono tutti anche della manutenzione, del lavaggio, della biancheria. Per tutti valgono i racconti di condizioni di lavoro sempre più difficili, carichi insostenibili, stipendi che per un tempo pieno sfiorano di poco la soglia dei 1.000 euro. Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Se non arriveranno risposte dal governo, l'impegno, dice la CGIL, è quello di proseguire la mobilitazione. Il governo, le istituzioni, la regione, il comune di Venezia devono ascoltare questa piazza, devono ascoltare il lavoro.